Penso che mai come in questo momento siano proprio i cittadini a chiedere che ci sia una maggiore autonomia e una maggiore possibilità di spendere i soldi come i veneti vogliono. Era partita così con entusiasmo la raccolta fondi degli indipendentisti per sostenere il referendum sull'indipendenza del Veneto dall'Italia approvato dalla Regione, ma dopo 2 settimane l'iniziativa si è già sgonfiata. Sul conto corrente aperto dalla Giunta sono confluiti solo 40.000 euro, troppo pochi rispetto ai 14 milioni necessari per la consultazione popolare. Sul banco degli imputati, per così dire, la giunta regionale, secondo i promotori del referendum, che non avrebbe fatto una comunicazione efficace. Il referendum nulla, secondo loro, ha che a fare con le elezioni regionali e i 2 eventi vanno tenuti lontani. Se si raccolgono i soldi, se viene fatta adeguata comunicazione da parte della giunta regionale, io credo sicuramente nel mese di marzo, massimo poche settimane dopo quel mese del 2015. Se invece si latita come vediamo in questa fase, probabilmente si vuole trasportare la questione dell'indipendenza nell'ambito del dibattito sulle cosiddette elezioni regionali. Per ovviare al limite dei 20 euro minimi fissato per ogni versamento e per contribuire alla raccolta, i militanti stanno organizzando una raccolta fondi nei gazebo, che indipendentemente dall'importo poi verranno versati in un'unica soluzione in regione. Si tratta di una raccolta certificata e in caso di non svolgimento del referendum la somma versata verrà restituita a tutti. La comunicazione non è stata fatta. Cioè la legge ha bisogno delle delibere attuative. Se le delibere non vengono fatte e non viene rispettata la legge, come si pretende che i veneti possano versare dei soldi? Basta vedere, leggersi la legge, l'articolo 2 parla proprio di comunicazione e di informazione al popolo veneto per sostenere il referendum. Il popolo veneto non si arrende dunque, oltre che ai cittadini l'appello va anche ai politici eletti da chi nell'indipendenza ci crede, perché spingano la regione a far conoscere meglio il referendum. Il 9 novembre manifestazione a Venezia, che verrà idealmente collegata a Barcellona, città che nella mente degli indipendentisti rappresentano 2 nuove future capitali. Siamo qui a sollecitare l'intervento della regione sia a livello di giunta che a livello di consiglio regionale, sollecitando soprattutto quei consiglieri che sono stati eletti con il mandato dell'autodeterminazione del popolo veneto.